Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima con l'errore di Shanli GFL, gli altri tutti abbastanza bene fuori dai nastri con la velocità da parte di Carlitos Francis che Numero va 6 subito Corinto a Light condurre squalificato. nei confronti di Céline DNG. In terza posizione Cooper GV, si mette in moto all'esterno Capinera Jet che ha fatto tutto con molta calma e ora inizia la sua avanzata. 16,2 per i primi 200 metri molto tranquilli di Carlitos Francis che guida il gruppo. Arriva al largo Capinera Jet che va a chiedere strada e dopo 400 passati in poco meno di 33 è la Numero leader della 3 prova. Chanli GFL squalificato. Sulla curva di destra si è formata ora la fila indiana con Capinera Jet all'avanguardia nei confronti di Carlitos Francis, Céline DNG, quindi Cooper GV che precede Corallo Pink, ancora Colorado Spring che chiude il gruppetto. Numero composto da 8 sei Cari unità. Berisaia TRGF squalificato. 1,4,5 per il primo giro di corsa e sulla curva di sinistra si va verso il chilometro che Capinera Jet si appresta a concludere da battistrada in 1,27. Davanti alle tribune Capinera che guida nei confronti di Carlitos, poi Céline DNG, ancora Cooper GV, avanza all'esterno ora il 9 di Corallo Pink che cerca di spezzare un po' la monotonia di questa corsa. Sulla curva di destra continua da Salda Battistrada, la figlia di Ridley Express e Nagasaki Jet che sveltisce il ritmo, galoppa intanto l'1 di Céline DNG. Numero 1 Céline E DNG passa squalificato. così in terza posizione Corallo Pink che cerca di mettersi all'inseguimento dei Numero primi due, 5 Cooper mentre GV dietro sbagliano squalificato. tutti e allora sono rimasti in tre. Numero Al 7 miglio Colorado Spring passato in squalificato. 2, 5 e 1. Capinera Jet in vantaggio, Carlitos Francis che prova a spostare dalla sua scia, poi Corallo Pink che al terzo posto e lì rimarrà fino alla fine. La curva conclusiva passata in 14,8 da Capinera Jet che cerca di allungare, da Carlitos Francis che sferra l'attacco al suo esterno. Capinera Jet ha ancora una di margine, ci prova Carlitos ma Capinera Jet si rende intangibile, vince facile sullo stesso Carlitos Francis, poi Corallo Pink. 1,17,4 ragguaglio cronometrico per il successo di Capinera Jet. Alessandro Gocciadoro alla guida e al training per i colori degli allevamenti Toniatti, la genealogia importante di questa figlia di Ridley Express e Nagasaki Jet che conclude da facile vincitrice sfilando a condurre su Carlitos Francis che la segue diligentemente e coglie un ottimo secondo posto avanti a Corallo Pink. 2,49 i tre superstiti della seconda dall'Arcoveggio.